racconta questo, e il fatto che in copertina ci sia questa figura che rappresenta in realtà una statua esistente a Budapest, è la statua dello scrittore anonimo, di cui io mi sono un po' rivisto, nel senso che autopubblicarsi, tornando sempre al discorso di self-publishing, è comunque mettersi sul mercato oggi in mezzo a un mare di autori, cioè, e a quel punto uno si sente un autore sconosciuto, un autore anonimo, perché è vero che, come dicevo prima, Amazon ti permette di arrivare ovunque in 5 giorni, ma è anche vero che il mercato del libro è talmente grande che ogni giorno vengono pubblicati tipo 20.000 libri nuovi e è difficile riuscire a intercettare, insomma, i lettori in questo mare, in questa giungla di editoria. Il ritmo dell'alba nasconde viene ispirato da una leggenda che appunto è nascosta in questa statua a Budapest, che dice che toccare la punta della penna della statua possa far avverare sostanzialmente il desiderio di uno scrittore di diventare un grande scrittore. Ho detto, se allarghiamo il ragionamento, e si può allargare a questa leggenda, è che toccare la punta della statua fa realizzare sostanzialmente i grandi desideri che uno ha. E quindi la storia ruota un po' attorno a questo mistero, a questa leggenda. Chi era lo scrittore anonimo? Questa anima che aleggia fino ai giorni nostri e ancora oggi, insomma, ci permette di poter, almeno nel mio caso, raccontare delle storie, eccetera. E Il ritmo dell'alba, ripeto, l'ultimo romanzo, l'ho pubblicato nel 2019 e non nascondo che quando le prime recensioni, i primi feedback che mi sono arrivati dai lettori, non vorrei dirlo io ma lo dicevano i lettori, e qualcuno mi ha detto che era un romanzo migliore del Riflesso del Leone, cioè è stato il complimento per me più bello, perché per me era difficile scrivere un romanzo più bello del Riflesso